Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, anche ai migliori capita di sbagliare. Di fatto adesso vedremo un errore di Nakamura che apparentemente regala un pezzo a Carlsen all'incirca dopo 20 mosse. In realtà si tratta di giocatori fortissimi, quando uno dei due mette una fortissima pressione all'altro, comunque qualcuno deve vincere, qualcuno deve anche perdere, quindi anche nelle lotte tra titani diciamo, quello che viene messo sotto pressione può sbagliare. Vediamo questa partita è giocata nella Crypto Cup del 2021, l'anno scorso. Carlsen gioca di 4, cavallo F6, C4 e 6, cavallo F3, evitando per esempio la Ninza indiana, D5, cavallo C3, alfiere 7, gambetto di donna rifiutato classico. Nakamura continua con alfiere E7 ed evita, non so, varianti più aggressive come la Ragozin, oppure la semislava, la Tarrasch, la semitarrasch con C5, la viennese con D per C4, che alfiere 7 è una delle continuazioni più solide, alfiere F4, una delle varianti più moderne e buone. In passato si giocava soprattutto alfiere G5, che era la variante classica, ma qui alfiere F4 è ottima. Dopo alfiere F4, arrocco E3. Ecco, adesso qua probabilmente la linea principale, la linea nettamente principale è C5 per il nero, che è la linea critica, ad esempio che era stata studiata molto da Caruana, per esempio, anche da Nero. Una delle linee principali. Ma ok, cavallo D7 è un'altra possibilità che vuole mantenere il gioco più flessibile, anche se magari, non so, giocando C5, poi magari cavallo C6, il nero potrebbe ambire a un gioco più arioso. Dopo cavallo BD7, Carlsen gioca alfiere 2, una mossa, non è una mossa più ambiziosa, C5 più giocata, oppure anche A3 sempre per progettare espansioni, o come B4, è anch'essa una mossa molto più aggressiva. Donna C2 per decidere dopo dove mettere l'alfiere, ma Carlsen, fedele comunque anche al suo stile, gioca alfiere 2, D per C, arrocco. Carlsen non ha fretta di prendere questo pedone che comunque sarà condannato, no? Ecco qua, cavallo B6 cercando di tenere il pedone. Altri piani possono essere A6, con che idea? Con l'idea che se il bianco cattura il pedone, il nero si espande sulla di donna, giocando alfiere B7 e C5, il nero probabilmente una parità facile. Ovviamente siamo in una partita lampo, quindi il livello di gioco ne risente. Cavallo B6, ecco Carlsen infastidisce il difensore del pedone in C4, vuole guadagnare spazio e poi catturare questo pedone, A5 e 4. Ora il bianco è tutto il centro. Un'altra mossa possibile poteva essere cavallo D2, no? Che fa pressione su C4 che probabilmente cade. E4 comunque è molto buona, sacrificio posizionale, in cambio del centro, no? I pedoni bianchi appaiati controllano tutte le case centrali, ecco qua C5 è probabilmente un errore, era da giocare forse in modo differente, magari provare a completare lo sviluppo con alfiere di 7, anche se il bianco è un'ottima posizione, magari seguendo così. Ecco, dopo C5, probabilmente a Nakamura è sfuggita cavallo B5, mossa fortissima, mossa degna del campione del mondo. L'idea è che ora su C per D4 segue alfiere C7, alfiere C7 con la minaccia contro la donna e il cavallo, e il bianco guadagna un pezzo che probabilmente la partita. C'è da dire che la partita può continuare, per esempio, non so, donna E8, ora segue alfiere per B6, D3, intrappolando l'alfiere, ma ora la combinazione continua, per esempio, con un attacco doppio e la posizione nera crolla sempre. Di qua Nakamura gioca a cavallo E8, ecco ora Carlsen inarrestabile D per C. Ora su alfiere per C5 la donna rimane in presa, quindi prendere in C5 non si può fare. Se si cambiano prima le donne, dopo torre per D1, alfiere per C5, diciamo che il bianco gioca a cavallo E5, prende il pedone con gli interessi perché il nero ha i pezzi molto passivi, il bianco avrebbe un enorme vantaggio posizionale. La partita segue con cavallo D7, ma ora alfiere per C4, alfiere per C5 donna C2, il nero è stretto in una morsa
fatale, perché ora il bianco colloca le torri sulla colonna aperta, può guadagnare spazio su E5 per poi pressare l'ala di re, magari potrà progettare attacchi su H7 col cavallo o anche creando batterie di donne alfiere. Tutti i pezzi neri sono... c'è un ingorgo di pezzi neri, no? Che sono scordinati. Il vantaggio di spazio spesso si sente con la presenza di molti pezzi leggeri. Donna E7, E5, questo pedone toglie case a questo cavallo, no? Che non può cedere né a D6 né F6, H6 per prevenire cavallo G5 con attacco, ecco dopo H6, ora il bianco può semplicemente piazzare le torri al centro, questo alfiere viene tenuto perché appunto il bianco a vantaggio di spazio vuole mantenere i pezzi leggeri, più che altro questa batteria sarà fortissima, cavallo D5, ora alfiere B1, perché Carsten crede nel materiale ma crede ancora di più nel matto, no? Quindi in caso di cavallo per F4 donna H7 vince. A questo punto si sente come i pezzi neri sono legati. A questo punto, per esempio, se nero pare il matto con G6, alfiere per H6, prendendo un pedone, poi la qualità e continuando l'attacco con posizione completamente vinta per il bianco, ecco che Nakamura gioca F5, ma ormai il campione del mondo l'ha messo sotto troppa pressione. E per F6, en passant, in modo da aprire le linee, si riapre la diagonale, no? Con E per F6, perché il pedone F scompare, fallo per F6, ora alfiere E5, l'idea potrebbe essere catturare in F6 in alcuni casi, continuare a mettere la torre in E1 esercitando una pressione fortissima. Ora alfiere D7 per completare lo sviluppo, ma alfiere per F6. Ecco, ora in caso di cavallo per F6, come può vincere il bianco? È anche una combinazione spettacolare che è due punti esclamativi, torre per D7. Perché? Perché in caso di donna per D7, donna per C5, cadono due pezzi leggeri per la torre, il bianco continua l'attacco, in questo medio gioco il bianco probabilmente ha partita vinta. Invece in caso di cavallo per D7, che difende l'alfiere ancora più saldamente, però nessuno difende il re nero. Il bianco può dare patta con donna G6 e donna H7, ma molto meglio giocare per vincere. Alfiere G6, re F6, cavallo C3, con l'idea di giocare cavallo E4 e matto. Questa casella non si può tenere, si può provare ad aprire una via di fuga al re nero con donna D8, ma seguirebbe comunque il matto in poche mosse, torre F7, donna per, oppure si può provare ad aprire un'altra via di fuga come E5 che però permette un doppio. Quindi bellissimo attacco da parte di Carlsen. Dopo donna per F6, l'alfiere rimane in presa, quindi Nakamura che vede il sacrificio in D7 gioca G per F6 che però indebolisce di più il re nero, ora torre E1 portando l'ultimo pezzo in gioco. Ora si inchioda il pedone E, quindi si minaccia torre per D5. Di fatto è solo un cambio di pezzi, però per esempio se il nero gioca una mossa qualunque, tipo, non so, B6, no? Per dirne una, torre per D5, torre per E7, alfiere per E7, c'è la donna per le due torri, ma il problema è che poi c'è anche matto, che chiude la partita. Quindi Nakamura si è sottratto dall'inchiodatura giocando donna G7 e donna per C5. Quindi alla mossa 22 Nakamura ha lasciato un pezzo in prese dopo donna per abbandonato. Ciò potrebbe lasciare con l'amaro in bocca perché a questi livelli fanno questi errori, ma in realtà il nero era sotto una pressione troppo difficile da resistere, ormai era persa. Non so, anche se si spostava il cavallo c'era torre per donna per C5 con due pezzi per la torre, una posizione comunque vinta. In caso di mosse come alfiere C6, probabilmente anche qui il bianco avrebbe vinto, per esempio con torre per E6. La torre è tabù perché in caso di donna per E6 segue il matto in H7. In caso di mosse come donna G7 o donna F7, ancora ancora l'alfiere può rimanere in presa, no? Con conseguenze fatali, per dire torre per C6 per togliere la torre dalla presa, per C6 donna per C5, dopo C per B5 cade il cavallo, e dopo alfiere A2 con conseguenze fatali per il nero. Quindi il bianco va a posizione già vinta, Carlsen ha giocato benissimo ed ecco spiegato perché sotto una pressione così grande sono possibili errori come donna G7, in realtà non è nemmeno un errore perché la posizione nera era già da abbandono per via della grande tecnica del campione del mondo.